Che ti è sembrato di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Buongiorno Renzo, seconda puntata di questa Sprizzetto 2.0. Grande professor Maggi, 2.0, mi Allora, piace, allora, lo sprizzetto anzi, lo chiamiamo così, 2.0. 2.0. Siamo allo sprizzetto 2.0. Allora, cos'è che possiamo parlare oggi? Non vorremmo parlare di politica, però ne parliamo lo stesso. Stanno picchiando che ci sono i lavori work in progress come noi, ma però no, vabbè, speriamo che si senta poco questo Vuol dire rumore. che siamo immersi nei luoghi del lavoro. Vuol dire che c'è lavoro soprattutto. Soprattutto, Questo. ecco, credo che questo sia un albergo, siamo all'albergo Cristallo di Rovigo, pensiamo che questo sia il famoso 110, Vabbè, questo anche o perché... forse bonus facciata, non so. Però stanno lavorando, E quindi questo vedere è una cosa positiva. Ma poi vedere la città con le gru era un bel po' che non si vedeva. Quando vedi la città con le gru vuol dire che c'è movimento. Lei ha ragione. Girano i soldini. Parliamo di politica, parliamo della Meloni che vince ed è praticamente il Presidente del Consiglio in pectore, almeno fino a quando andiamo in onda, adesso non so se magari... Lo sarà fra qualche giorno avrà l'incarico. Esatto, avrà l'incarico. E la domanda è questa: perché ha vinto la destra che fa la sinistra e ha perso la sinistra che fa la destra? Questa è una bella domanda, molto bella, perché vuol dire che parte degli slogan e dei contenuti che una volta erano appannaggio della sinistra lo sono diventati della destra, perché non ha vinto il centro-destra, sì, ma è stata una vittoria destra-centro più che centro-destra. E vuol dire che è stata un'inversione, non so se sia un bene. Se è un bene non lo so, però certamente la destra ha preso in mano e dice di voler difendere, vedremo al governo come sarà, gli elementi delle fasce sociali più deboli che finora sembravano fossero totalmente rappresentati. È una bella sfida, sì. Però guarda, È da far tremare i polsi. non so se tu guardi il Fatto Quotidiano di domenica. La domenica c'è una striscia, c'è una pagina di disegni che è un disegnatore satirico che a me piace moltissimo. E ogni volta, essendo lui uomo di sinistra, è molto critico con la sinistra. Fortunatamente di solito quelli di sinistra guardavano col paraocchi quello che facevano, invece qualcuno è anche critico. Diciamo la verità, che in questo da qualche anno la sinistra dà più spunti di ironia che non la destra. Ma poi c'è il tuo amico Berlusconi che fa su TikTok. Berlusconi È sempre il numero uno. Dà lavoro ai critici e ai sostenitori. Però faceva in questa striscia i famosi radical chic, cioè la sinistra non è più la sinistra che va a protestare fuori dalle fabbriche, eccetera. È una sinistra snob di persone benestanti, di alto borghesi, che parlano nei loro salotti, almeno in questa striscia io la condivido molto, e tra un paté de foie d'or e un'altra cosa parlano dei lavoratori. Questa è un'osservazione molto giusta, tant'è vero che dal punto di vista ironico, e non solo, è stata chiamata anche l'area della ZTL, cioè della zona a traffico limitato, cioè tutti quelli che abitano in centro sono diventati epigoni della sinistra. Gli altri, cioè le fasce operaie, le altre fasce dei quartieri anche. Sai che questa è una cosa che capita anche a Rovigo? Ma penso capita dappertutto, ma anche nei nostri paesi, cioè anche nei paesini piccoli come i Perché nostri. l'attuale sindaco, il professor Gaffeo, che è un professore universitario, tra l'altro persona capace, intelligente, ha vinto le elezioni con il centro storico, non con le frazioni, ha perso nelle frazioni. E perché secondo te, cioè chi viene rappresentato adesso? L'operaio, il famoso operaio che era il simbolo Ciputi, i Ciputi del 2000, da chi viene rappresentato? Sai, il Ciputi, dalla destra in questo momento. sì, solo che dei Ciputi ce ne sono sempre meno e quindi non è più quell'area elettorale così affascinante dal punto di vista dei numeri, perché si è ridotta la classe operaia, i cosiddetti Ciputi. Però ha sfarinato molto la sua capacità di essere un movimento unito. Una roba, dicendolo in dialetto veneto, è una roba di cui dovrebbe grattarsi in testa anche i sindacati. Sì, ma poi tra l'altro, visto che non c'è la rappresentatività
nei partiti politici, anche il partito di De Magistris per esempio, che era sottostimato, tutto quello, poi ha preso neanche l'1%, cioè neanche l'altro in Parlamento, quindi vuol dire che non c'è un partito che rappresenta questo. No, perché Anzi, forse è più un partito di estrema destra che li sta è rappresentando. diventato queste elezioni su cui ritorneremo perché lo sprizzetto è anche un elemento di riflessione intelligente. Queste elezioni dimostrano che non vi è più solo un problema di rappresentanza settoriale, ma anche si sta evidenziando una diversa motivazione della rappresentanza territoriale, perché i 5 Stelle sono diventati realmente il partito che rappresenta le difficoltà del Sud. Vero? E la Lega, che voleva essere un partito nazionale, si ritrova nella ridotta consistenza del Nord con una cifra elettorale molto molto bassa, perché solo l'8%. Dal 34 qualche ora. Dal 34 di qualche anno fa. Qualche anno fa. Quindi queste elezioni hanno fatto emergere una nuova Italia e vedremo cosa succederà, perché c'è da E tu sei preoccuparsi molto. Tu sei preoccupato o sei moderatamente ottimista? Sono moderatamente preoccupato. Bravo. Sono moderatamente Con questa botta di ottimismo. Perfetto, ciao Renzo. Salutiamo ciao, i nostri amici dello moderatamente spezzetto. preoccupato, Buona me la segno. Me la Grazie. segno. Sei moderatamente preoccupato. Grande.